Oggi il Consiglio ha approvato un primo passaggio importante sulla semplificazione di adeguamenti normativi. È un primo passaggio nell'ambito della tanto sperata autonomia, in cui speriamo di avere risorse e competenze. C'è la volontà comunque del Consiglio di semplificare la vita ai cittadini e alle aziende, e oggi è un primo step. La volontà è di lavorare tutti assieme e per singoli settori riuscire a dare delle risposte certe e precise, perché è quello che i cittadini ci chiedono. Per cui attendiamo l'autonomia, ma tutti insieme lavoriamo per semplificare il Veneto. Il voto di astensione da parte del Partito Democratico è dovuto al fatto che si tratta di una legge di semplificazione e manutenzione, mentre in alcuni articoli secondo noi ci sono state delle modifiche anche di carattere innovativo, che sui contenuti potevano anche essere condivise, ma nel merito non dovevano essere inserite all'interno di un progetto di legge che prevedeva semplicemente semplificazione e manutenzione. Dopodiché questa è una legge dovuta, è data da delle leggi anche dello Stato, quindi si tratta di un iter che andava fatto, di un iter sicuramente che porta a maggiore efficienza e maggiore sburocratizzazione, ma non di un atto, mi si permetta, di autonomia da parte della Regione Veneto. Per quanto riguarda l'autonomia, ci auguriamo che il nuovo governo entri in carica e il nuovo Parlamento porti avanti quello che il governo Gentiloni aveva già inserito.